che schifo che ho leccato questo microfono. Ma cosa vuol dire? Va bene, ma perché mettete le spugne? Sto cantando, mi sono avvicinato. Ma le mettiamo la spugna perché sennò lei fa queste cose che fa le Ma io non faccio nessun ma pu. no, lei lo fa, vabbè, lo fa. comunque, Io non ce l'ho la spugna. non c'è un medico, lo può, un medico si sente bene, guardi, anche il nostro ospite la spugna non ce l'ha, ce l'ha solo lei. Si allora faccia non delle la domande. metto, perché c'è un medico in sala, qualcuno, perché leccando io non so chi ha cantato Ma non, qua. ma stia tranquillo, ma invece di divagare abbiamo così un appuntamento importante questa sera. C'è già un ospite, non siamo stati neanche educati. Allora io vi chiedo scusa perché non ho avrei dovuto presentare, però lei mi fa arrabbiare con le tonalità, le spugne, una cosa e l'altra. Allora abbiamo al basso questa sera ospite Luca Mangani, oltre a essere un grande musicista e anche un nostro amico intimo, perché noi abbiamo fatto tante cose insieme, ma quante volte Mangani ci ha veramente salvato la vita, sì, ecco, il tante gruppo. volte, È vero, è vero. c'è sempre, è disponibile, bravo, fa gruppo, ecco, e allora sarà parte di questo carrozzone che si chiamano i Marciano, ecco, il complesso dei Marciano, che accompagna, non sono i Marcioni, allora... capito? Perché, no, Marciano. Vabbè, non facciamo subito dell'ironia, su, è una cosa seria. Stiamo facendo ironia perché ancora qualcuno capisce male e allora e non viene, dici, per andare a vedere quattro marcioni c'ho già mio marito, sto a casa, capito? E allora noi in Marciano che questa sera sono coloro i quali daranno vita a questa sfida, questa disfida. Io la chiamo una disfida perché stasera sono due artisti grossi. Ma scusi, abbiamo anche qui degli intellettuali, lei dice la disfida. Poi arriva Olmoti che anzi già qua. Va bene, come ho detto di sfida, subito parlava di Barletta Olmoti, perché vede lui... va bene, ma venga su, cosa facciamo? Iniziamo in anteprima, salga, perché venga, che poi dicono che lei viene come Freedom solo per mangiare. No, facciamo vedere che lei che c'è già. Perché questo... Esatto, testimoniamo il fatto che lei è già qua. Sì, adesso le apriamo anche il microfono. Un attimo, tanto non si sente niente. Mentre mettiamo a posto il microfono, volevo far notare il tocco di eleganza, tra l'altro di Olmoti con il nostro Luca Magani, che hanno scelto un gessato, un dettaglio gessato, ma c'è. Era nel dress code quando mi avete mandato, c'era scritto qualcosa gessato, o la gamba o la giacca. Esatto, fatto bene. Ha preferito la giacca. È stato saggio, lo bue ingessa ultimamente qualcos'altro perché, va bene, ma perché dobbiamo sempre scendere? Ma poi dobbiamo scendere in queste bassezze. Se ci fosse una scala, una che sale, l'altra che scende, dipende da quella che scende, più forte di lei. Va bene, comunque Mao, io gli ho sempre detto, non mi scrivi non mi scrivi davanti al ho capito, ma adesso non dica le cose al microfono. Allora, attenzione, stavo dicendo, ci sarà una grande sfida. Vuole dire lei che lo storico dottor Olmotti, chi sono contrapposti questa sera? Questa volta è veramente una disfida, proprio come a Barletta. È una big sfida. Questa volta sono veramente due pezzi da 90. Ci abbiamo Johnny Cash, icona del rock and roll americano, del country rock and roll, del gospel, e Vasco Rossi, italiano, quindi abbiamo John Cash era americano? Certo, ecco, americano contro un italiano, di Zocca, mica uno... Zocca, Emilia o Romagna? Perché qui Zocca, c'è Emilia, Romagna, un emiliano, di Modena. provincia di Modena. Va bene, comunque abbiamo questa grande sfida a come dire far da garante a questa sfida. Oltre abbiamo lo storico che racconterà, adesso non ci dica niente perché ci toglie. A far da garante ci sarà un notaio, il dottor Lobu Argenton. Far da garante perché ci sarà un applausometro, quindi saranno delle votazioni anche online questa sera. Proviamo a farle anche online. Proviamo, tanto siamo in diretta streaming. Proviamo. Detto così, proviamo. No, nel senso dialogheremo, proveremo anche a dialogare con le persone che a casa. Se mi date un computer, che ogni volta più del pollo fritto non mi date. Anche con lo smartphone si può fare. Con lo smartphone, farò con lo smartphone. Bene, poi gli dai tu. Mi devo mettere gli altri occhiali. Comunque ci sarà questa sfida, voi sarete pubblico che tra poco affollerete questa sala, sarete voi coloro i quali danno la vittoria all'uno o l'altro, quindi vi aspettiamo numerosi. Però dove, Mao? La gente si chiede, ma dove vengo? Certo, dove vengo a vedere Luca Mangani, il Marciano, il dottor Olmotti? Poi ne manca ancora uno di ospite. Vabbè, ma lì è il sorpresone. È il sorpresone. Non Vede, ho lasciato lì sorpresone perché stasera non ci sarà Ray Martino al basso,
non c'è Re Martini che in tour. A Sanremo, dov'è? È a Sanremo lei? E dalle parti di Sanremo, dalle parti Sanremo. Frascati da quelle zone là. Comunque non era Roma, a San Roma era. Vabbè, adesso non si faccia venire adesso il coccolone perché, no, nessun coccolone, non faccio lo spiritoso, deve essere che è sono allergico a sta spugnetta. Comunque dove possiamo far venire il pubblico? Dalle ore 8 per cenare, perché qui si mangia ottimamente, tutta cucina di sceriffi. Ma perché, scusa, cosa c'entra di sceriffi? Cosa dice? Perché sono gli cose hamburger che mangi di sceriffo, bacon, americani, le uova, quelle cose là. Comunque venite a mangiare, si mangia ottimamente, ma dove, Mao? Al birrificio delle officine ferroviarie in Corso Sommelier 12 sul Cavalcavia. Siamo qui ad aspettarvi. Vi aspettiamo, numerosi. Venite numerosi, la sfida, Johnny Cash contro Vasco Rossi. C'è anche lo storico, c'è Luca Mancani. Vogliamo far sentire... bravo, hai detto bene, c'è l'ospite misterioso, vale la pena veramente venire perché ci sarà, come si chiama, l'open bar dove la gente... Ma non un open bar, un up to you vuol dire che open bar non dica cose che poi la gente pensa di qua bene. Up to you perché? Quando dico open bar svengono sempre i baristi, non capisco perché, è il proprietario anche. Il proprietario. Comunque, up to you, venite numerosi per questa bella sfida. Vogliamo fare... Cosa facciamo? Così, anche solo fare un giro, ecco, quella cosa lì. Venite numerosi questa sera. Non oltre questo, Mao, non esagera. Lei esagera. Lei esagera sempre. Dobbiamo far accennare un pezzo. Va bene, no, esagera. Non ho esagerato. Scusa, venite numerosi, canzonando. Un pezzettino.